Cari amici, bentrovati e buona giornata a tutti dalla redazione sportiva di Media News TV Europe. Il momento magico del Cagliari Calcio fa sognare tutti i tifosi dell'isola e tutti i sardi sparsi per il mondo e mette naturalmente in risalto anche l'aspetto organizzativo del club, che continua a lavorare con convinzione al progetto per il futuro con la costruzione del nuovo stadio definitivo. Ufficialmente affidato a Sportium l'incarico per la modifica del progetto preliminare, che prevede infatti la realizzazione di un impianto di nuova generazione all'inglese nell'area occupata attualmente dal vecchio e glorioso stadio Sant'Elia, ormai in via di demolizione. Per quanto riguarda la capienza, sarà inizialmente di 25.000 spettatori con possibilità di un ulteriore incremento a 30.000 posti. Il prato sarà in erba naturale e i materiali della struttura saranno capaci di resistere all'aggressione di un ambiente tanto vicino al mare. Attorno allo stadio saranno previsti altri impianti sportivi, sia per il calcio e il calcetto, ma anche per il basket, il tennis, il volley, oltre che una città commerciale di circa 10.000 metri quadrati. All'interno dello stadio invece troveranno posto un centro fisioterapico, una palestra di box ed arti marziali, il museo ufficiale del Cagliari Calcio, un ristorante panoramico lounge bar con vista sul campo e sul mare, uno sport bar e gli spogliatoi. Qualitativamente si tratterà di uno stadio UEFA 4 di ultima generazione. Potrà infatti ospitare anche partita di Europa League, Champions League e di europei e mondiali, tranne le finali a causa della capienza ridotta. Lo stadio definitivo del Cagliari dovrebbe costare complessivamente circa 55 milioni di euro. La spesa sarà suddivisa in questo modo: 10 milioni a carico del Cagliari Calcio, altri 10 saranno erogati in partecipazione da parte dell'impresa di costruzione che si occuperà della realizzazione dell'opera. 19 milioni poi arriveranno attraverso un finanziamento bancario, altri 10 con la Spheres, infine 10 milioni di euro attraverso il Comune di Cagliari. L'obiettivo è quello di ultimare i lavori, salvo imprevisti, entro il 2022, 2 anni dopo la ricorrenza del centenario del club rossoblù. Gustiamoci insieme, cari amici, le bellissime immagini del progetto della nuova casa del Cagliari Calcio e di tutti i sardi. Dalla regia può partire il contributo. Grazie per la cortese attenzione. Da Renato Scanu a tutti voi la più cordiale buona giornata. Siamo al regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Mirabile nella propria complessa semplicità, si riverbera in questa arena che tutto contiene e tutto amplifica. le variazioni cromatiche della materia, il profumo del vento,
l'acqua cristallina, il calore del tifo infuocato, l'arte sublime della propria terra, diviene spazio di tutti i giorni. Il luogo che ti fa esclamare con orgoglio e passione: ti amo, Cagliari.